Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 12 gennaio, ben ritrovati, eccoci qui amici dell'oroscopo, pronti per tornare con tutte le ultime novità insieme alle stelle di Radio.0. Ariete, grazie a Marte la forma psicofisica è buona, l'umore al top. Coccolatevi concedendovi tutto quello che vi piace di più, tranne i peccati di gola. Opererete preziosi sfrondamenti delle cose inutili per lasciare spazio a quelle più vere ed essenziali. Toro, con le splendide stelle del cielo odierno non permetterete che le delusioni del passato diventino una palla al piede. Guarderete avanti con rinnovata fiducia, invece. Persone e circostanze favorevoli vi aiuteranno a fare dei buoni affari eppure a stilare contratti vantaggiosi. Gemelli, mente e corpo sono in continuo movimento per voi, così rischiate di sprecare energie in cose e persone che non meritano affatto però la vostra attenzione. Non si può certo affermare che siete al massimo della forma in questo ultimo periodo, ma non dovete neanche cedere al nervosismo, ricordatelo. Cancro, collaborerete in modo costruttivo con i vostri colleghi, scopi comuni vi sproneranno a unire le forze, insieme sarete vincenti e imbattibili. In amore, dall'altra parte, non state dietro a dubbi e paure, se siete single provate a ricominciare tutto da zero. Leone, non fatevi prendere dall'ansia per eventuali contrattempi oggi, calma e pazienza soprattutto nelle relazioni d'affari e nelle prove di studio vi aiuteranno di certo. Non date poi troppa importanza a piccoli disguidi, avete la situazione perfettamente sotto controllo. Vergine, la luna benevola nel segno del Toro vi consiglia di impegnarvi nel lavoro, ma anche di non dimenticare gli amici, di divertirvi insomma. Con Nettuno che continua a transitare in opposizione, però attenzione alle sviste, siate meno superficiali. Bilancia, ristabilendo l'armonia vi accorgerete che un disturbo psicosomatico sta passando. Rilassatevi in casa, leggendo, scrivendo oppure ascoltando buona musica, noi ne sappiamo qualcosa. Mercurio e Saturno vi sono favorevoli, in vista una divergenza con i soci, ma riuscirete a superare facilmente ogni contrasto. Scorpione, Plutone complice promette buone occasioni per fare carriera e acquisire esperienza in questi prossimi giorni, bene anche per i liberi professionisti che vorranno osare. Sarebbe un peccato, pensateci, rinunciare a un progetto per un ritardo che lo fa slittare, pazientate piuttosto e sarete vincenti alla fine. Sagittario, chi è interessato a fare degli investimenti dovrà valutare bene le offerte, soprattutto di quelle sorprendenti, potrebbero nascondere una trappola oppure una frode, fate attenzione. Grazie a Saturno, dall'altra parte con il partner è il momento di cominciare a valutare scelte fin qui sempre rimandate. Capricorno, se siete in attesa di un'occupazione con le magnifiche stelle di oggi potreste ricevere offerte molto interessanti adatte a voi, datevi quindi da fare. I pianeti vi vogliono vincenti, incontri e contatti sono favoriti, vi faranno ottenere ottimi risultati. Acquario, Saturno nel vostro cielo vi rende più che mai resistenti alla fatica, supportate senza pensarci due volte un parente o un amico che ha problemi di salute. Il pianeta degli anelli continua a rendervi molto esigenti nei confronti del partner e pure di chi vi gira intorno. E chiudiamo infine con i pesci. Con la luna in sestile a Nettuno avete la riprova che la cura di bellezza più azzeccata che esiste è mantenere un buon ritmo tra riposo e veglia. Insieme ai vostri familiari potreste mettere a punto un buon affare per aumentare il capitale comune. Iniziate a pensarci su. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle. Grazie per essere stati ancora con noi. Ci ritroviamo domani con tutte le novità. Intanto una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0